La promessa è quella di una forte attenzione alle singole realtà territoriali dell'isola. Sono le prime parole espresse da Pietro Pittalis dopo l'annuncio della sua nomina a segretario regionale di Forza Italia. Avvocato, nuorese, vicepresidente della Commissione Giustizia alla Camera, Pittalis subentra al coordinatore uscente Ugo Cappellacci. Lavoreremo per tornare tra la gente e soprattutto per far sentire protagonisti gli attori. Penso alle parti sociali, alle parti sindacali e alle comunità che avvertono distante la politica. La Sardegna e il Nuorese sono in grave ritardo proprio per quanto riguarda il sistema delle infrastrutture. Ritengo anche che non sia stato adeguatamente valutato lo strumento che è il PNRR, che dava grandi opportunità. Siamo però ancora in tempo per dare corso al progetto della rete ferroviaria e soprattutto per dare anche corso a questo grande progetto di rilievo internazionale che è l'Einstein Telescope. Una battuta veloce sulle elezioni in Abruzzo: ci sono stati nella notte i risultati, nella prima mattina Forza Italia è andata bene. Ma il voto in Abruzzo conferma che non c'è questa sorta di arretramento del centrodestra e questa sorta di vittoria che già profetizzava il campo larghissimo. Anzi, il campo larghissimo penso che abbia deluso le aspettative. In Sardegna è venuto lo stesso, per un sistema distorto del voto disgiunto ha prevalso la candidata del campo largo. E confida in una collaborazione proficua Pittalis con la neopresidente della regione e concittadina Alessandra Todde. Io conosco Alessandra Todde, una collega che è preparata, e ne ho anche sul piano personale grande stima e penso che potrà fare bene con tutto il supporto che anche dal lato dell'opposizione, perché noi dobbiamo lavorare, penso, all'unisono per far uscire la Sardegna dalla situazione in cui si trova, farla tornare protagonista nel Mediterraneo, e pensando al Nuorese e alle zone interne penso che su questo si possa anche sviluppare una proficua collaborazione con la Presidente della Regione Sardegna.